Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Va ora in onda L'Avvocato risponde. E diamo subito il bentrovato a Valentina Verdone e Federico Montagna. Grazie mille della linea e buonasera a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata dell'Avvocato risponde. Io sono Valentina Verdone, coordinatrice e assistente di uno studio notarile e come sempre sono in compagnia del notaio Federico Montagna. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, ringraziamo Radio Libertà, l'avvocato Celeste Colorati e vi lasciamo i nostri contatti, ovvero sia il nostro numero 328 24 08 154, sia la nostra mail il notaio risponde @gmail.com, scritta tutto in minuscolo e senza spazi, per dar vita a curiosità o a semplici domande in ambito notarile. Partiamo con l'argomento di oggi, che è un argomento discorsivo, possiamo dire un po' più pratico, che speriamo possa essere di piacevole ascolto, ovvero il concorso notarile e come si diventa notai. Nulla da dire che diventare notaio in Italia, al di là dei classici luoghi comuni, rappresenta comunque uno dei percorsi più complessivi, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista di tempo, e selettivi nel settore degli operatori giuridici. Ascoltiamo quindi subito una breve introduzione da parte del notaio Federico Montagna e poi proseguiremo insieme. Allora, buonasera a tutti, grazie Valentina della linea. E allora, come si diventa notai? Sappiamo che, come ha anticipato Valentina, premesso che io ho 31 anni, quindi sono diventato notaio da pochissimo tempo, per cui parliamo di un argomento che per me è di prestissima attualità, e diventare notai è uno dei più grandi, diciamo, traguardi che forse nel mondo delle professioni giuridiche italiane si possa raggiungere. Per quanto concerne il fatto, diciamo, del numero chiuso, per quanto concerne la difficoltà, ecco, di arrivare a questo traguardo. E molto spesso in studio oppure nella vita sentiamo persone che ci fermano e ci chiedono: ma come hai fatto? Ma è stato difficile, quanto hai dovuto spendere, quanto è stato complicato, ma è vero che hai qualche tanto in paradiso, insomma un po' di tutto, è ovviamente, essendo una professione a numero chiuso, quella del notaio, capita poche volte, diciamo, di mentre ad esempio, per fare un paragone, molte persone conoscono personalmente o nella propria cerchia familiare di amici un avvocato, un commercialista, eccetera. Conoscere un notaio è molto più raro, ma per il semplice fatto che statisticamente i notai sono molto pochi, motivo per il quale la mancanza di una conoscenza diretta della persona molto spesso implica il mancato possesso di informazioni di prima mano, di informazioni fresche, e quindi il fiorire di miti e comunque l'aleggiare di un alone di mistero intorno a questa professione e all'accesso verso la stessa, motivo per il quale durante questa puntata cercheremo magari di, anche in maniera un po' simpatica, farci alcune domande che ci consentono di verificare, ecco, quelli che sono i dubbi principali per l'accesso alla professione e spiegare un po' come avviene il tutto. Ecco. Benissimo, quindi come prima domanda sorge spontaneo chiederti chi può partecipare al concorso notarile, ma parliamone dal punto di vista proprio legislativo. Allora, il concorso notarile, prima di tutto, è un concorso pubblico. Un concorso pubblico vuol dire che
un concorso gestito da privati, ma è un concorso gestito dal Ministero della Giustizia. Facciamo un passo indietro. Primo, l'accesso attuale alla professione è regolato da una legge del 1926 che ha istituito appunto questo pubblico concorso, che è un pubblico concorso unico per tutta Italia e nazionale, come quello di magistratura, a differenza ad esempio di quello di avvocatura che invece è gestito per corsi di appello. Quindi chiunque voglia diventare notaio deve, come chiunque voglia diventare magistrato, recarsi a Roma e da qualunque parte d'Italia provenga e affrontare una serie di prove concorsuali che sono gestite dal Ministero personalmente e tramite ovviamente dei funzionari di una commissione ad hoc di volta in volta istituita e si occupa di scegliere i candidati idonei prefissati in precedenza di vita. L'accesso alla professione non è negli ultimi ormai quasi 100 anni, quindi la legge del 1926, in cui parliamo di 96 anni fa, granché cambiato. La legge del 1913 ha stabilito, venendo al domanda di Valentina, come requisito principale per l'accesso alla professione notarile il possesso della laurea in giurisprudenza, che sembrava strano, ma in precedenza non era per forza richiesto, ovviamente. Nella maggior parte dei casi i notai nominati erano in effetti laureati in giurisprudenza, però non era un requisito fondamentale, in quanto le lauree erano molto più rare, per cui capitava di professionisti con esperienza conclamata che pur non essendo laureati potessero accedere ugualmente alla funzione notarile. La legge del 1913 quindi ha cambiato questo aspetto. Oggi chi intende diventare notaio deve essere un laureato in giurisprudenza, sono quindi escluse le persone non ancora laureate oppure quelle laureate in materie analoghe che trovano insieme in giurisprudenza. Deve poi svolgere una pratica presso uno studio notarile della durata di 18 mesi, quindi 1 anno e mezzo, in cui teoricamente occorrerebbe apprendere quali sono gli elementi essenziali della professione. Questo corso funzionava una volta, la pratica continua a rimanere obbligatoria, ma nella prassi in realtà l'importanza della pratica notarile è giustissima, in quanto al giorno d'oggi, tanto per fare un esempio, io e Valentina abbiamo contato in studio alcuni adempimenti a cui il notaio è chiamato, ne abbiamo contate almeno per essere superficiali una 50, quindi nel corso degli anni gli adempimenti, le funzioni del notaio, gli adempimenti pre-stipula, post-stipula, registrazioni, misure, ma anche semplicemente copie, piuttosto che registro generale dei testamenti, insomma tutta una serie di adempimenti pre e post-stipula si sono moltiplicati, ragione per la quale è diventato pressoché impossibile per un laureato arrivare in studio come una volta avveniva e pensare in 1 anno e mezzo non dico di fare la professione ma anche soltanto di orientarsi. La scelta classica del 99% delle persone che poi diventano notai è quello di iscriversi solamente alla pratica obbligatoria per avere il requisito, ma fare una frequenza minima dello studio per partecipare attivamente a una scuola notarile. Si badi che la frequenza di una scuola notarile non è requisito formalmente essenziale, ma è di fatto molto difficile in quanto la frequenza di uno studio della vita reale non permette nella maggior parte dei casi di riuscire ad assorbire molto, perché nella vita reale si vedono ovviamente le stipule, ma è così complicato, vi sono così tante cose da sapere che senza una guida teorica e una preparazione teorica adeguata che purtroppo l'università non riesce a dare in questo ambito, l'università dà un'infarinatura, ma poi è molto difficile quando si arriva, ad esaminare le clausole di una compravendita, le esenzioni di legge o alcuni principi del diritto commerciale, riuscire ad avere veramente una preparazione con gli studi universitari che sono poco più che una base da cui partire. Quindi è essenziale, sebbene formalmente non obbligatoria, la frequenza di una scuola o comunque di un educatore che faccia questo di professioni, che si occupi di fornire le basi teoriche e pratiche al candidato che intende appunto cimentarsi nel tentativo di raggiungere il sigillo notarile, e soltanto in un secondo momento magari una frequenza più diretta dello studio consente poi di mettere in pratica
quelli che sono le basi teoriche e i principi appresi durante una frequenza assidua nella scuola notarile. Ci sono scuole notarili organizzate dai consigli notarili, ma la maggior parte delle scuole notarili sono in realtà scuole notarili private, cioè gestite da un notaio che è diventato notaio, che ha deciso di aprire questa attività, si seguono online nella maggior parte dei casi, o comunque diciamo anche di persona, anche se durante il Covid ovviamente la frequenza di persone è stata nella maggior parte dei casi sospesa. Però tutte queste scuole notarili non sono, come ad esempio la specializzazione nelle discipline mediche, riconosciute giuridicamente, cioè non attribuiscono un titolo, né occorre fare esami o selezioni particolari per partecipare, sono delle lezioni private, come uno andasse in internet e acquistasse un corso, quindi forniscono un contenuto sostanziale ma non attribuiscono alcun titolo formale. Questo purtroppo ovviamente ha un costo. Il costo delle scuole notarili medie non è esorbitante, diciamo è a livello della preparazione universitaria, però quindi il primo mito da sfatare è che occorre spendere tantissimi soldi per diventare notaio, o che diventare notaio è soltanto alla portata di persone diciamo molto abbienti. In realtà non è vero, cioè sicuramente ci sono dei costi da affrontare, ma ripetiamo che sono dei costi facoltativi, anche se poi di fatto obbligatori, e che comunque sono in linea con il livello del costo degli studi universitari. Ovviamente dipende da diciamo, scuola a scuola, ci sono i propri percorsi, però diciamo che è una cosa più o meno alla portata di tutti. Chiaramente come ogni risultato impegnativo dal punto di vista del tempo richiede un investimento anche economico, ma l'investimento economico principale in realtà è legato al fatto che il tempo impiegato per lo studio notarile, che è tanto, non può essere impiegato completamente, quantomeno per lavorare. Di conseguenza, più che il costo della scuola sono le mancate entrate che l'impossibilità di svolgere a tempo pieno un altro lavoro contestuale richiede, diciamo, il maggior danno economico subito. Dopodiché, ulteriore candidato, quindi affrontato la pratica di 18 mesi e consigliabile la preparazione tramite una o più scuole e raggiunta la laurea in giurisprudenza, può iscriversi al concorso pagando una specifica tassa. I concorsi si tengono, dicevamo, a Roma presso una struttura di solito fieristica o un hotel scelto dal Ministero della Giustizia, con una commissione nominata dal Ministero della Giustizia, quindi anche su questo poi torneremo. I concorsi si tengono per legge a cadenza annuale, ma in realtà a cadenza annuale, dato che la norma è senza sanzione, è rarissimamente rispettata dal Ministero, quindi di solito da un anno e mezzo, 2 per ogni concorso. Dato che il notario è un numero chiuso per garantire la serietà una profonda selezione, diciamo, dei candidati, quindi vuol dire che il numero di notai è predeterminato dalla legge, non ovviamente dal notariato, ma dalla legge. Il numero di posti messi in palio, che dipende ovviamente dalle sedi libere per notai andati in pensione o mancati, è determinato dal Ministero della Giustizia, quindi quando il candidato si siede a Roma, debitamente iscritto, saprà che sono messi a concorso X posti e quindi saprà che soltanto X candidati potranno superare questa prova. Ulteriori requisiti per potersi iscrivere al concorso sono il possesso di una condotta morale irreprensibile sotto ogni aspetto e la mancata condanna a pene che comportano la reclusione superiore a 6 mesi. Quindi occorre per svolgere la professione notarile anche l'inciso adesso, non solo dal punto di vista, diciamo, della condotta nella vita pubblica e privata, ma anche dal punto di vista penalistico. E poi è richiesto il possesso della cittadinanza italiana e, per implicito ovviamente, anche un'adeguata conoscenza della lingua italiana, in quanto un americano, magari figlio di italiani, avrà anche la cittadinanza italiana, ma se magari non ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana non sarà in grado di ricevere gli atti notarili, che appunto per legge devono essere redatti in lingua italiana, e di conseguenza non sarà in grado di affrontare le prove e di scrivere un atto, un elaborato corretto. È un argomento molto molto interessante, che magari alle volte si tende un po' a sottovalutare, ma una domanda che appunto potrebbe essere banale, ma che così non è,
quante persone possono vincere il concorso? Allora, in realtà esiste il numero chiuso, come abbiamo anticipato, ma non c'è un numero predeterminato di persone. Guardando gli ultimi 20 anni ci sono stati concorsi da 150 posti nel minimo, fino anche a c'è stato addirittura un mega concorso, perché per una serie di motivi erano accumulati molte sedi vacanti, da 500 posti. Rarissimo, penso che sia l'unico caso negli ultimi 50 anni di un concorso così grande. Diciamo che la media degli ultimi 20 anni è tra 150, diciamo tra 200 e 300 posti per volta, che corrisponde più o meno ai notai che si ritirano ogni biennio, ecco, per pensionamento o per altre ragioni. Non c'è invece un numero massimo di iscritti al concorso, quindi possono iscriversi al concorso anche migliaia di persone. In passato la frequenza dei concorsi era molto maggiore, sia perché ovviamente il numero dei giovani, sa che l'Italia ha raggiunto il massimo delle nascite nel 1974-75, quindi ne deriva che la generazione corrispondente più o meno a quegli anni ha raggiunto la trentina verso il 2004, tra il 2004 e il 2010 è stato un po' il picco di affluenza al concorso notarile, anche perché gli anni erano diversi anche economicamente, poi un po' complice la crisi, complice il fatto poi che negli anni di via la natalità è ridotta, quindi oggi una persona che ha 30 anni è nata negli anni 90 abbondanti, già iniziati, di conseguenza il calo della natalità ha portato da un lato a una minore presenza di giovani, e la crisi del 2007 ha portato un'intera generazione a vedere con fiducia l'ingresso verso il mercato immobiliare e le professioni connesse. Pertanto il notaio non sia una professione immobiliare ma giuridica, ovviamente è chiaro che la figura del notaio è per lo più associata alla compravendita di immobili e alle negoziazioni connesse, e quindi la grande crisi del mercato immobiliare, che ha colpito ovviamente più di altre determinate zone di provincia del nostro Stato, ha portato a un drastico calo della redditività della professione, e quindi in realtà negli ultimi, nel 2010 in poi, la vocazione delle professioni verso il notaio è diminuita drasticamente. Si parla in alcuni collegi notarili anche dell'evoluzione dei praticanti notarili e quindi degli aspiranti notai del 60-70%. I motivi, come abbiamo detto, è il calo semplicemente del numero di studenti, che di anno in anno è legato al calo demografico italiano, ma alla preferenza in generale della professione di notaio, se in passato permetteva ovviamente redditi molto più alti, quindi un di vita più alto a fronte dei grandi sacrifici, delle grandi responsabilità, al giorno d'oggi non è vista più così allettante rispetto ad altre alternative sempre giuridiche, come ad esempio la magistratura, che invece ha avuto un boom. Se in passato il magistrato con stipendio fisso poteva magari meno attrarre rispetto al notaio libero professionista, al giorno d'oggi le incertezze, le spese, la maggiore competitività della professione, le grandi responsabilità e i minori guadagni hanno portato a prediligere in molti casi come obiettivo principale il concorso della magistratura, a mettere più in secondo piano il concorso notarile. Questo ovviamente la dice abbastanza lunga sull'andamento della nostra economia e della nostra situazione sociale negli ultimi anni. Ecco. Al giorno d'oggi, quindi mentre nel 2006-2007 si poteva arrivare finanche a 5-6 mila iscritti per ogni concorso, con, dicevamo, 200-250 posti disponibili, al giorno d'oggi il numero di iscritti si è drasticamente ridotto, parliamo in media di 2.000-2.500 persone sedute a Roma per ogni concorso, anche se poi gli iscritti sono un po' di più, ma poi molti non si presentano. Di queste persone in realtà i consegnanti sono molto meno, di solito sono 1.500 per volta. Per quale motivo? Alcune persone semplicemente presentano ma poi magari non riescono a terminare le prove e si ritirano, altre persone, verificate va detto questo, che per evitare tentativi del tutto effimeri che allungano molto le correzioni, il legislatore ha stabilito un numero massimo di consegne, che erano 3, poi sono state aumentate a 5.
ne deriva che un candidato può soltanto consegnare 5 concorsi, non vi è un numero massimo, un numero di partecipazioni. Quello che è fatta edizione è la consegna, cioè una persona non consegnando può anche partecipare a 20 concorsi notarili, però non può consegnare in più di 5 concorsi notarili, mentre quindi le prime consegne sono, diciamo, abbastanza facili. Quando poi il candidato via via, se non ha superato il concorso 3 volte, inizia a pensare bene prima di consegnare, perché poi dopo 5 consegne la professione è inibita e di conseguenza ovviamente questo porta a un numero ridotto di consegne rispetto al passato. Quindi se immaginiamo un 200 posti su 1500 consegnanti, è una selezione di poco più del 10% dei consegnanti riesce poi a superare il concorso. Non è neanche poi detto che tutti i posti disponibili sono riempiti. Ad esempio nel mio concorso, che erano all'incirca 300 posti, i vincitori sono stati poco più di 100, quindi in quel caso la Commissione ha deciso di promuovere molte meno persone rispetto ai posti disponibili, no? Non avendo ritenuto gli altri concorrenti all'altezza delle aspettative e delle soluzioni che la Commissione si era data. Una volta, quindi questo più o meno è come funziona il concorso notarile quanto all'accesso. Chiedo scusa Montagna, possiamo andare un attimo in pausa pubblicitaria? Va bene, grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in onda con l'Avvocato risponde. Grazie mille della linea. Eccoci di nuovo qua, riprendiamo subito il discorso. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo
parlando del concorso notarile. Ripasso un attimo la parola al notaio Montagna perché vediamo se riesce a dirci se c'è un limite di età per partecipare al concorso. No, vediamo se riesco a dirlo. Allora, dunque, sì, o meglio, fino a qualche anno fa la legge poneva un limite di 40 anni, che poi è stato innalzato, diciamo, per innalzarsi l'età media dei concorsisti, per vari motivi è stato innalzato fino a 50 anni, che era il limite esistente nel momento in cui ho fatto io il concorso. Io ero ritrato nel 2018, quindi poco tempo fa. In realtà l'anno scorso è intervenuta una novità importante perché sul ricorso di alcuni candidati che in realtà si erano iscritti non rispettando questo requisito dei 50 anni, c'è stata un'impugnazione della norma italiana presso la Corte di Giustizia europea, in quanto il candidato che si era iscritto in effetti alle effetti della legge regolarmente con più di 50 anni di età, ma che poi aveva superato il concorso, non era ovviamente stato poi ammesso dalla Commissione per mancato rispetto dei requisiti di legge. Il candidato tuttavia ha fatto impugnazione ed il caso poi è finito dopo varie bocciature da parte della magistratura italiana presso la Corte europea, che in effetti ha ritenuto il limite di 50 anni non ragionevole, in quanto a detta della Corte europea il legislatore italiano, a non stabilire questo limite, non ha dato una motivazione razionale che giustifichi per quale motivo una persona di 49 anni e mezzo sia idonea a fare il notaio e una persona di 50 anni e mezzo non sia idonea. Per questo motivo in realtà la norma continua a sussistere, ma in virtù della giurisprudenza europea questa norma non può più essere applicata. Ovviamente la Corte europea non ha detto che in assoluto non può essere introdotto un limite di età, bensì che questo limite di età, quando introdotto, dovrebbe essere innalzato e comunque adeguatamente motivato. Allo Stato il legislatore italiano non ha prodotto, quindi in realtà attualmente non esiste paradossalmente un limite di età per il superamento per l'iscrizione al concorso notarile che non sia il limite di età implicito per lo svolgimento della professione. Il notaio cessa automaticamente infatti al 75° anno di età, quindi teoricamente anche una persona di 75-70 anni in linea teorica potrebbe iscriversi al concorso, in quanto il limite di età esistente è al momento disapplicato in attesa di nuovi interventi da parte del legislatore. Entrando invece in merito proprio alla struttura del concorso, no? Possiamo dire che il concorso notarile italiano si svolge attraverso due fasi, una fase scritta e una fase orale. Possono accedere a quest'ultima fase, quindi alla fase orale, tuttavia soltanto coloro che abbiano ottenuto un determinato punteggio nella prova scritta. Quindi vediamo appunto di che cosa si tratta. Allora, il concorso notarile che cosa consiste, questo famigerato concorso? Allora, una serie di prove che negli anni sono cambiati pochissimo, sono cambiato praticamente una serie di iscritti, che sono idonei a valutare la preparazione del candidato, che deve essere rigida e ben profonda, nelle materie inerenti il notariato, e che quindi sia idonea a determinare l'idoneità del soggetto a svolgere la professione di notaio. La professione di notaio, per chi magari la conosce solo di sfuggita, consiste nella ricezione, come afferma la legge notarile stessa, di atti pubblici di scrittura privata autenticata, rilascio di relative copie, estratti o certificati, nell'ambito, in qualsiasi ambito del diritto privato e commerciale. Quindi il notaio non è l'unico pubblico ufficiale che riceve gli atti, si pensa all'ufficiale giudiziario o al cancelliere del tribunale, ma è l'unico nel nostro ordinamento che ha competenza generale. Quindi al notaio ci si può rivolgere per stipulare qualsiasi atto di diritto
contrario alla legge. Normalmente si pensa di vendite mutui, ma pensiamo semplicemente anche, ad esempio, ai testamenti, non solo ovviamente redazione di un testamento, ma anche tutte le formalità successive alla decesso di una persona, accettazione di eredità, inventario di eredità quando deve essere effettuato, pubblicazione del testamento, registrazione del testamento pubblico, rinuncia all'eredità, quindi tutto questo settore e ovviamente dichiarazione di successione che non è di per sé un atto, ma è un adempimento che comunque il notaio può fare. Però pensiamo anche semplicemente a tutto il diritto commerciale, quindi il diritto commerciale è fatto anche di costituzione di società di qualunque tipo, trasformazione, fusione, scissione, aumento di capitale, cessione di quote, cessioni di affitto di aziende. Quindi nell'ambito immobiliare la vendita è soltanto dal punto di minoranza, ma pensiamo a tutto il settore dei mutui, così come alle perdite, alle divisioni, ereditarie o meno, agli atti di vincolo, agli atti urbanistici, insomma tutta una serie di adempimenti collaterali che sono anche semplicemente le asseverazioni, le perizie, i giuramenti, le copie conformi di documenti da inviare all'estero, le procure, tutta una serie di competenze generali che il notaio deve dimostrare di possedere. Quindi è una preparazione incentrata sul diritto privato e sul diritto commerciale e in particolare sui diritti delle obbligazioni, diritti reali, contratti e diritto commerciale in generale e societario. Deve essere una preparazione ultra approfondita nel dettaglio, il concorso notarile attraverso la sua enorme difficoltà dovrebbe registrarmi da una selezione su questi aspetti. Per arrivare a una padronanza di questo tipo ho fatto un rapido calcolo, un candidato, almeno io personalmente, per affrontare nel corso ovviamente di numero di anni variabili uno studio diciamo almeno di 15 volumi essenziali raggruppabili diciamo in un complessivo di almeno 15-20 mila pagine di studio, di volumi giuridici approfonditi. L'iperapprofondimento non è mai consigliabile perché in realtà molti ascoltatori forse non comprenderanno questo, no? Quando tante volte leggendo in internet si sente dire ma quest'atto in realtà il notaio mette solo una firma, potrebbe tranquillamente farlo l'impiegato catastale. Ci mancherebbe nulla ovviamente da negare circa la professionalità nel loro lavoro di impiegato catastale, eccetera, però l'interpretazione che il notaio deve prima è molto più profonda. Forse molti non se ne rendono conto, ma non esiste mai un atto, una vendita uguale all'altro. Ogni situazione ha le proprie particolarità, non esiste una standardizzazione perché una vendita è composta da varie clausole che negli anni la legge ha aumentato. Per fare una vendita occorre verificare l'urbanistica e sapere non solo verificarla, cioè il notaio non è un mero controllore, un mero compilatore di un modulo, ma egli stesso è responsabile di fornire al cliente consulenza se un determinato titolo sia valido oppure no, se sia il caso di fare una sanatoria, eccetera. La conformità catastale deve poi essere effettuato tutto lo strumento, tutta la compilazione antiriciclaggio, ovviamente la ricostruzione delle misure catastali, delle ispezioni e della storia del bene, quindi delle provenienze, della storia di passaggio di proprietà degli ultimi 20 anni, se beni titolo dei pignoramenti, ipoteche. Quindi tutta una serie di adempimenti che ovviamente in ogni caso dall'altro cambiano. Anche semplicemente una vendita di un terreno rispetto a un appartamento, rispetto a un negozio, sono tre vendite completamente diverse l'una dall'altra, con tre regimi fiscali completamente diversi, dove può essere di IVA, imposte di registro, quindi occorre una preparazione veramente profonda e complicata per riuscire a oltre che ovviamente una grande competenza concreta. Le prove, quindi tornando alla domanda di Valentina, sono scritte e orali. Nella prassi l'orale è, non dico una mera formalità, ma poco più. Negli ultimi 20 anni, ad esempio, i bocciati nell'orale sono forse 1 o 2 persone, immagino, su migliaia di candidati. Perché questo? Perché nella maggior parte dei casi, nella totalità dei casi in realtà, la selezione grande viene affrontata nello scritto. L'esame orale è ovviamente complicato, occorre una preparazione, però diciamo che in linea generale uno studente che ha dimostrato la capacità di fare gli scritti non ha un grande problema ad affrontare la prova orale, dove oltre alla ripetizione dei soliti argomenti di diritto civile e commerciale si parla di ordinamento del notariato e di applicazione dei tributi notarili.
quindi delle tasse degli atti. Però un livello di preparazione che in 2 o 3 mesi di studio si raggiunge tranquillamente. Per quanto riguarda gli iscritti, che sono quelli da vera selezione, da vera complicazione, si parla di 3 prove in 3 giorni consecutivi, anche se con il Covid quest'anno c'è stata l'ultimo concorso, una leggera differenza, però sono 3 prove della durata di 8 ore ciascuna, quindi ci si reca a Roma il lunedì o il martedì per la consegna dei codici e il candidato deve il mercoledì, giovedì e venerdì entra verso le 8:30, 9 di mattina, aspetta che la commissione prepari la traccia, perché le tracce non sono preparate prima ma vengono preparate in segreto dalla commissione direttamente alla mattina, che in realtà ne prepara 3 che vengono poi sorteggiate una soltanto, per garantire l'impossibilità assoluta che vengano create delle tracce ad hoc precedenti, quindi la traccia viene inventata sul momento, nessun candidato può avere le tracce a disposizione e il candidato la traccia viene inventata di solito tra mezzogiorno e l'una e il candidato poi ha 8 ore per svolgere la traccia. Cosa vuol dire svolgere la traccia? Ogni traccia deve fare il candidato, quindi la traccia è il caso, Tizio si presenta dal notaio, vuole fare il testamento con le sue volontà, bisogna scrivere un atto, quindi come se il candidato deve impersonare un unitario immaginario, di solito denominato Romolo Romani, che riceve l'atto, quindi come se fosse in studio col cliente davanti, e dopo aver redatto l'atto nel rispetto di tutte le formalità della legge, deve poi motivare le scelte che ha adottato e quindi in ultimo luogo scrivere una mini parte teorica dove spiega alcuni istituti, solito 2, 3 o 4, inerenti alla traccia trattata. Come si vede, in realtà la prova non consiste nella mera compilazione quindi di un elaborato, ma la parte più importante è la motivazione delle scelte adottate. Motivazione delle scelte vuol dire questo: alla Commissione interessa, il concorso non è la settimana enigmistica, in realtà non interessa tanto al commissario se il candidato X ha o meno azzeccate le soluzioni che la Commissione aveva pensato, perché in realtà la Commissione scrive le tratte la mattina stessa, ma la Commissione non è una persona, è un cervello composto da 24 persone, in cui 8 magistrati, 8 professori universitari e 8 notai. Quindi in realtà può essere che la stessa Commissione non abbia una soluzione univoca su un caso, e molte, come dicevo, la legge in realtà va interpretata, se no le professioni giuridiche sarebbero inutili, perché in realtà la legge offre, il codice civile sono 2979, mi sembra, articoli, qualcosa del genere, 69 forse, e non è che una minima percentuale dei casi che la legge dovrebbe regolare, a scrivere un codice di 30.000 articoli, anche perché poi inizierebbe a contraddirsi a vicenda, più articoli si mettono, più si contraddicono uno con l'altro. E a questo caso quindi il notario deve offrire interpretazione. Spesso alle soluzioni della traccia esistono in realtà magari una soluzione, forse che chi ha scritto la traccia immaginava, ma spesso magari ci sono 2, 3, 4 soluzioni ammissibili, a volte la commissione specifica sulle soluzioni migliori. Quindi in realtà il concorso, dicevamo, non è su docu dove la soluzione è quella, chi la azzecca supera. In realtà quello che la Commissione vuole vedere è la profondità giuridica del ragionamento del candidato, quindi perché è stata adottata questa soluzione, quale soluzione ha immaginato il candidato, come è arrivato a prenderla, perché la clausola C è illecita e non è stata presa, perché invece l'altra clausola è stata messa e perché è stata messa in quel modo. Nella motivazione bisogna dar conto di tutte queste cose. E ovviamente in media occorre scrivere, ovviamente il concorso è scritto anno per garantire la non copiabilità, quindi senza computer, tutto scritto a mano sul foglio protocollo. Ovviamente in media, tranne il testamento che forse un pochino più breve, si scrive circa 30 facciate al giorno, 30 facciate per ogni prova per 3 giorni consecutivi in 8 ore, vuol dire una media di 4 facciate all'ora. Ecco, vi assicuro che scrivere a mano 4 facciate all'ora non è, per 8 ore di fila non è poco. C'è un ascoltatore per voi. È veramente serrato tutti i mesi e anni precedenti al concorso notarile. I temi vertono su 3 materie, che sono in realtà sorteggiate, quindi con ordine causale.
che sono mortis causa, quindi essenzialmente redazione di un testamento, sono poi inter vivos, quindi redazione di un atto tra vivi, ad esempio una vendita, una permuta, una cessione, e poi una traccia di diritto commerciale, essenzialmente un verbale assemblea, ad esempio fusione, scissione, aumento di capitale, quindi adozione di una clausola salutaria particolare, quindi qualcosa di questo tipo. C'è un ascoltatore per voi, se volete. C'è una chiamata. Abbiamo una chiamata? Benissimo, Sì, molto volentieri. pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Sì, salve, sono l'avvocato D'Agostino, chiamo a nome di due associazioni, la ASLIM Italy, l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani, e la Aliolus. Ritengo, di rendere, non esagero, un servizio sociale ai radioascoltatori se presento le mie associazioni. Ecco, la ASLIM Italy è l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani, la vostra è Radio Libertà, quindi siamo in tema e noi tuteliamo cittadini e libere imprese dagli abusi di potere, dalla mala giustizia e da tutto, sostanzialmente dalla mala burocrazia, mala sanità, insomma tutte le distorsioni e le anomalie che purtroppo esistono nella nostra nazione a tanti livelli, nei vari settori, economico, politico, sociale. E poi c'è la Aliolus, che è un'associazione medico-scientifica a tutela di persone affette anche da gravi patologie. Noi siamo molto attenti al sociale e abbiamo preso posizione con la ASLIM Italy per quanto riguarda le anomalie provocate dalla legge sul reddito di cittadinanza contro l'esosità del fisco italiano, insomma gestito purtroppo in malo modo, e le aliquote che paghiamo noi le paghiamo solo noi. Praticamente lo Stato è diventato un socio occulto delle aziende con queste aliquote così purtroppo in effetti sì. E poi noi tuteliamo, ripeto, noi abbiamo creato una class action penale con più di 100 querele al momento, depositate nelle varie procure su tutto il territorio nazionale per denunciare proprio gli abusi di potere da parte delle agenzie entrate e riscossione, che hanno ereditato il discorso Equitalia, che era proprio completamente vessatorio ai limiti dell'usura. Infatti qualche pensionato a cui fu dichiarata la pensione da Equitalia si è addirittura suicidato, così come qualche imprenditore allo sfacelo. Purtroppo ci sono stati molti casi di vere e proprie estorsioni, purtroppo, è brutto dirlo, però non sempre i funzionari sono stati in buona fede. Ci sentiamo molto vicini, ai cosiddetti ultimi, quelli che diamo voce a chi non ha voce, sia come Aliolus che come ASLIM Italy. Purtroppo le maglie della burocrazia sono infinite e per cui da noi, se vuoi aprire una semplice attività, per qualsiasi cosa, invece della semplificazione amministrativa, purtroppo qui ci complicano la vita a tutti i livelli, per cui sono d'accordo. Purtroppo il nostro non è uno stato facile da questo punto di vista. Diciamo che la diffusa illegalità in Italia ha portato inevitabilmente, come le grida manzoniane, a moltiplicare le leggi e i controlli, che non hanno fatto altro che rendere ancora più rigida la struttura dello Stato, e quindi a sua volta creare ancora più abusi, non escalersi in continuo, questo sicuramente. In casi purtroppo. Per cui, ripeto, noi ci prefiggiamo con la Aliolus di alleviare la vita, l'esistenza a persone affette da gravi patologie, abbiamo preso posizione anche sulla legge 104, le famose truffe, i falsi invalidi. Noi tuteliamo le persone, vanno tutelati, l'invalidità va data a chi ha veramente i requisiti per essere invalido, insomma, diventa una vera e propria truffa dare soldi a chi non è invalido e viene riconosciuto tale, insomma, falsificando ovviamente la documentazione. Insomma, quindi, per una giustizia più giusta, un fisco più equo e una vita più degna di essere vissuta, insomma, questo è quello che... per cui una bella iniziativa, facciamo i nostri complimenti per
per questa iniziativa, se ce ne fossero di più, ecco, diciamo, per riuscire a migliorare la situazione. Grazie mille allora, grazie dell'intervento, e penso anzi che il tempo a nostra disposizione sia finito, quindi vogliamo concludere, diciamo, il nostro intervento. Abbiamo, diciamo, spiegato il modo con cui si può diventare notaio in Italia, abbiamo spiegato in estrema sintesi come funziona il concorso. L'ultima cosa che non abbiamo detto, su cui chiudiamo, è che in realtà chiunque può diventare notaio. È un falso mito il fatto che soltanto figli di notai diventano notai. Attualmente meno di un sesto dei notai in esercizio è figlio di notaio, quindi 5 persone su 6 non è figlio di notaio. Questo forse era magari un elemento che valeva in passato, anche semplicemente per la tradizione di tramandare non solo il notaio ma molti altri mestieri di padre e di figlio, quindi un figlio di notaio si sentiva magari quasi obbligato a intraprendere questo percorso di studi. E diciamo che, essendo uno studio settoriale, all'epoca non c'erano le scuole, non era neanche così semplice trovare i libri su cui studiare, trovare qualcuno che insegnasse. Quindi è chiaro che avere un notaio in famiglia che riuscisse a spiegare la professione al figlio e a mandarlo preparato a Roma per fare il concorso era già tantissimo. Cioè, non sembra, ma proprio la mancanza di fonti da cui attingere, la mancanza, cioè oggi online si trovano decine e decine di libri, di volumi per dettagliato su qualsiasi cosa. Forse abbiamo, come dicevo, un problema contrario, cioè il problema di una offerta che rende veramente difficile riuscire a orientarsi dentro una scuola. In passato invece era proprio l'opposto problema, cioè non esisteva un'offerta continua, e anche semplicemente difficile trovare volumi che andassero al di là delle preparazioni universitarie. Quindi è chiaro che avere un notaio in famiglia che desse anche soltanto qualche indicazione, mentre oggi è del tutto insignificante, anzi spesso controproducente rispetto a chi alla preparazione che può fornire una scuola, in passato era un vantaggio decisivo. E questo era banalmente il motivo, anche statisticamente e socialmente c'era molta meno mobilità sociale, per cui molte persone figlie di notai decidevano, davano quasi per scontato di tentare di proseguire per l'attività paterna. Quindi via via nel tempo invece la cosa è diventata molto trasversale, addirittura oggi ci sono molte persone, al contrario, figlie di notaio, che magari o per questione della famiglia o per loro scelta libera decidono di intraprendere la soluzione per questo percorso, in realtà non ce la fanno, magari ce la fanno più tardi di altri candidati che invece provengono da famiglie senza notai a monte, no? Giusto, Valentina? Giustissimo, speriamo di essere stati, insomma, in grado di spiegare meglio questa professione che, come abbiamo visto, come qualsiasi cosa è sempre un fattore di più cose messe insieme, di fortuna, ma soprattutto di impegno e di voglia di riuscire appunto nell'intento. Quindi, come qualsiasi altra cosa, impegnandosi appunto, aggiungendo tutta una serie di cose, ci si può arrivare. Ringraziamo comunque per l'intervento ricevuto. Come ha detto appena il notaio Montagna, direi che anche per oggi possiamo concludere qui. Speriamo di esservi stati utili. Invitiamo, come è accaduto oggi, chi volesse ovviamente a chiamare il numero 328 24 08 154 o a scrivere, per chi non volesse intervenire direttamente, alla nostra mail ilnotariorisponde@gmail.com, per ricevere appunto chiarimenti oppure domande in ambito notarile. Ringraziamo il notaio Federico Montagna. Grazie a tutti gli ascoltatori, e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato l'Avvocato